No, I'm not a writer. Ok, vado che... Ultimo bicchiere. Eccoci, ciao altro zingano! Ciao Yuri, buonasera a tutti. Siamo in entrambi i canali. Si quindi può fumare dentro Skype? Penso di sì. Ah, Al ok. limite fanno la multa, dai. Buon. Allora, qui è Civico Zero, lì è le puntine del mondo, no? Chiaro e Eh, tondo. Diciamo che tu sei il secondo youtuber full timer in Italia, lo sai, sì? Oddio, no, non lo sapevo. È Ma ce ne Lorenz. sono tanti, no? Non tanti. Il primo No? è Lorenz, quello che ha più iscritti è Lorenz. E Ah, poi ci sei... no, e ma poi c'è ci sei... tanta gente che vive in camper, credo, no? Sì, Credo. e tanta gente viene in camper, però io parlo di social, no? Di Ah, condivisione social. Stavo facendo ieri un video e stavo ragionando con i miei YouTube. Chi c'era? Ci siamo io e te, vabbè, io sono Novello, poi c'è Max, il Iari, vecchio. Alberto Fulltimer, il buon Cristiano Fabris, Van Dogs, che sono tuoi I vicini, no? zingani. E I poi non zingani. so E Alberto Fulltimer che mi ha mandato in un posto che ho rivisto il mio concetto di vertigini, mamma mia, sono ancora qua che con l'ansia. Gli faccio, posto bellissimo, mi ha mandato al Pian delle Femmine, no? Gli faccio, ma è ripido? No, no, ci sono stato io, tutta in prima. sei sul 15-16% in No, prima. di più era. Oh. Accidenti. 15 lo fa in seconda col camper. Ok, scusa se ho divagato, sai che io divago No, no, sempre. no, fai bene. E no, poi niente, poi ci sono orme sul mondo. Mm. Siamo in 9. Ti viene in mente qualcun altro? Mi dimentico di qualcuno? Parlo di youtuber, di Quelli... social. Ah, YouTube, no, quelli col camion figo non hanno YouTube, mi pare, no? Sai, col super Capito, camion. io parlo di social video, chi fa social col discorso full timer, non siamo tantissimi. Poi che ce ne sono tanti lo so, perché addirittura sui miei commenti mi scrivono: "No, anch'io vivo in camper", e poi vai a vedere, però lui non ha il canale o qualcosa, quindi non condivide. Ecco, fra i condivisori tu sei il secondo. Beh, Il dai, secondo dopo il grande Lorenz. non la sapevo. Secondo me sei il suo successore, perché se vai a vedere quello che fa Lorenz lo fanno in pochi. Lorenz sarebbe il nato straniero. Nato straniero. Ah, ok, sì, sì. Lorenzo, sì, sì. Come ha detto qualcuno, è estremo, nel senso che vive con poco, e bene o male gira parecchio, È bello così. non paga l'autostrada. Lo so. Quello non lo Quindi, so. Ti dico, non guardo più i video perché non guardo neanche i miei. Infatti ogni non so, tanto se tu vedi i miei video trovi tipo dei pezzi senza musica, addirittura l'ultimo che uscirà è al contrario, a testa in giù. Cioè, non ho neanche il tempo di guardare i miei, quindi non l'ha porco fatto cane. nessuno, Sì, originale, dai. è proprio così buttati, alla vacche te va si dice da noi, no? Comunque segnatelo che sei il secondo youtuber full time. No, dopo mi gaso, no. Ti chiedono l'autografo. No, la cosa bella di questa cosa invece che mi è piaciuto è che tanta gente che adesso vabbè sto vivendo a Jesolo, quindi è anche una meta abbastanza turistica, no? Molta gente ci capita qua, però è passata molta gente a trovarmi, uno addirittura al lavoro che era venuto in bici da un paese Musile, si è fatto tipo 20 km in bici per passarmi a trovare, no? Ed è strana sta roba, bellissimo. Uno mi ha portato la bottiglia di prosecco, è bella sta roba, no? È simpatica, veramente. No, no, vedi, la condivisione poi, se è fatta bene, porta a guadagno non solo se ci può essere economico, per carità di Dio, quello non lo nomino perché con YouTube non è che si guadagna. Però Confermo zero. C'hai porta- 75 euro ogni non so quanti mesi. Cioè, esatto. talmente tanto remoti che i mesi sono non so quanti. Proprio. Però, Però insomma. queste soddisfazioni, essere così riconosciuto e comunque apprezzato non è una cosa negativa. Certo che no. Allora, una domanda io te la volevo fare prima di passare al tema. Sosta libera, sai in quanti stanno chiedendo della sosta libera? Te fai solo sosta libera, quindi direi che sei veramente adatto a questa risposta. È, è E sta- tu, è stata una promessa che ho fatto al mio camper.
Io ho detto ti prometto che non ti porterò mai in un campeggio e lui ha detto va bene, mi fido di te. E allora È andato bene. Però la prima cosa che ti dicono è la classica domanda, ma non hai paura? no, no, Eh, assolutamente no, nel senso che mi so giostrare le situazioni. So fare un po' di manipolazione psicologica se dovesse capitarmi qualcuno. Posso anche arrivare a farmelo amico, se per dire, quindi... Poi per il resto, in casi di estrema necessità, insomma, ho i miei accessori, insomma, in casi di necessità. ce n'hai uno anche a quattro zampe, Anche il quindi quattro zampe, sì, quello penso anche quello. è l'arma migliore. Allora, stavo pensando una cosa, che a te ci accomunano parecchie cose. Allora, abbiamo un camper vintage, entrambi. Io Scarozzo, ho un carrozzone per del i veneti. 92. Cioè, traduco per i veneti, no? Capisci? Entrambi conservati al GPL e non le bombole. Molto criticato, non so perché. Non lo so, ma io ho Io 30 euro ci campo un anno. ho scelto questo camper principalmente per il bombolone. Seconda Vero? cosa, la disposizione. Terza cosa, la dimensione. Cioè, questo è stato l'ordine di importanza. Perché il tuo è compatto nonostante 5,40 tutto. m, sì. Però è figo perché ha un sacco di spazio d'appoggio che sono in poche. È vero che forse tu non hai la doccia separata, No, giusto? no, no, no. Però c'è una figata di Confermo. posto per poggiare che è favolosa, è una cosa spettacolare. Per viverci sì. Per andarci, Sì. diciamo, in campeggio, in vacanza, secondo me non cambia nulla, hai capito? Ma se uno proprio No, ci no, vive, no. sì. Sì. È a dimensione proprio d'uomo il tuo. Poi vabbè, abbiamo 80 cavalli entrambi, mi sa, che 80 Asinelli o io? Vabbè, però sempre equini sono, dai. sempre qui sono. Mi sa che abbiamo anche la stessa alimentazione. E tu non mangi derivati animali? Ah, no, 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 chiaro. Ok, bene, vedi, ci accomuna quello. No, pensavo Abbiamo i canali. l'alimentazione del camper, ho detto, boh, sono a gasolio tutti e due, non capivo. È vero, è vero. Poi abbiamo i canali social e soprattutto abbiamo gli animali con noi. Una- Esattamente. Vabbè, tu avevi anche il maiale, però lì Esattamente, un misto maiale e cinghiale che non non c'è ho stato potuto niente. portare con me perché Poreto soffre molto, mi spaccherebbe tutto il camper perché è un animale molto curioso e interattivo. Sì, perché Quindi 10 minuti no, cioè inizia a spaccare, aprire le porte e far tutto. E poi bene. soffrirebbe il mal d'auto tantissimo e non puoi farlo salire e scendere dal camper, cioè pesava 100 kg, come fai? Cioè non ce la fai e non è No, agile come un cane, io ho il gradino alto e non può saltare su, hai capito? Quindi un animale che ha bisogno di spazio sì, anche, sì, sì. quindi Sì, adesso è in un paradiso, è in mezzo ai cavalli, con cani, poi il tuo capre, habitat. di Sì, lusso proprio. deve stare là, deve stare là. Avevo anche la Oh, pecora gigante io, eh? io me la ricordo, l'avevo Eh? vista. L'ho vista in un video. Quella è in alta montagna. E quella è giusto il lattino della mattina, però un po' di latte della pecorella Eh lo puoi no, prendere. no, perché devi farle riprodurre per fare il latte. Ah, ecco, è Se vero, no sì, non sì. fanno il latte. Ok, Sì, sì, è ok. da compagnia, ma quella, anche la signora che ce l'ha, abitano in un borghetto, cioè se la portano senza guinzaglio in giro per la città a fare la spesa. Sì, per la Eh, città, per il borghetto, no? È simpaticissima anche quella, che era enorme. Cioè la biellese la chiamano la pecora gigante, quindi in camper come fai, capisci? E che poi, quindi... ad esempio, in America i maialini ce l'hanno in tanti come animali da compagnia. Sì, Noi sì, sì, siamo sì. fissati che dobbiamo avere il gatto e il cane, È però se cultura, vai in cultura, America, cultura cultura. diversa. Ma un'altra cosa che non capisco, gli scimpanzé. Cioè li usiamo per, adesso non per divagare i discorsi, li usiamo per esperimenti indicibili e è l'animale più intelligente del mondo, lo scimpanzé. Diciamo Ehm, che gli esperimenti andrebbero tolti da qualsiasi animale, non solo dallo scimpanzé. sì, Però chiaro, ecco, su chiaro. un animale soprattutto lo fanno su quell'animale perché è quello che come DNA somiglia più al nostro, ecco. E quindi prendono quel poverino per queste cose, ma purtroppo la mentalità umana è questa, è un assassino nato l'uomo, quindi è così. Mentre l'animale è un predatore, l'uomo è un assassino, questa è la differenza. Quindi vabbè, tu hai il cane e io il gatto e una persona, il mio iscritto Federico Ciardi mi chiede come si può convivere
da full timer con 2 cani a bordo. Ora tu ne hai uno, ma 2 non cambia la situazione. Cosa gli puoi dire? Allora, intanto partiamo dal presupposto che c'è cane e cane. In ogni caso, la maggioranza dei cani, secondo me, da quello che ho visto, quando ecco il proprietario a casa, parliamo di una casa normale, se ne sta tranquillo nel divano o ai piedi del proprietario, cioè il cane sta fermo, non ha bisogno di spazio, hai capito? Quando c'è il proprietario, quando è in presenza. E quindi, che stia dentro un camper o che stia dentro una casa, in questo particolare contesto non vedo nessuna differenza. Quando poi il padrone lì si assenta, diciamo che il cane, poi detto, ovviamente ha bisogno della sua bella passeggiata, la sua bella corsa. Però insomma, sai, io credo che se uno è amante degli animali, questo più che un dovere è un piacere. Cioè io la mia, sono anche un fumatore, cioè ogni scusa è buona, vado fuori a fumare la cicca, il cane viene con me. Parcheggiamo sempre vicino a parchi, quindi il cane, effettivamente il mio cane è molto più seguito e fa molta più bella vita ora rispetto a quando ero a casa, perché quando ero nella casa avevo il giardino o comunque dello spazio, quindi inconsciamente dici cane, ti autogestisci, hai capito? Adesso Ok. invece sei comunque più tenuto a portarlo fuori, quindi per il cane è decisamente una cosa migliore sotto questo aspetto, no? Punto 1. Punto 2, che mi volevi chiedere? No, no, sostanzialmente lui chiedeva come poter convivere con il cane e con i cani, nel suo caso, in un periodo ad esempio estivo, quando lui magari deve lasciarli per andare al lavoro, e lì credo che non ci sia una No, soluzione. no. E come fai? E No, questo è lì... un problema, è un problema e c'è una mezza soluzione. Allora, io come sai ora sto facendo un lavoro full time in un altro paese, però comunque relativamente vicino a dove era la mia casa. Io ancora la mia casa è di proprietà, cioè, ce l'ho ancora, è mia, tutto chiuso, la corrente, l'acqua ho disdetto tutto perché ovviamente non la uso, però è ancora lì. Nel periodo estivo il cane lo porto lì perché non può restare 4 ore dentro al camper in piena estate. Se è inizio estate dentro a un camper per un discorso di isolamento, quello che vuoi, sta molto più fresco dentro al camper piuttosto che a casa. Però nel periodo estivo su questo non c'è soluzione. La soluzione sarebbe che uno o lavora dal camper, cioè fa il vero full timer. Ad esempio, non so, il mio sogno è quello di far city dal camper che mi sto preparando, organizzando. Allora lì sì, c'è il momento caldo, esci, vai sotto un albero col cane, hai capito? Stai Ma sotto poi l'albero, cioè non vai stai dentro al camper. in montagna, ecco lì che risolvi il problema, stai al fresco in montagna, lavori dalla vetta a 2400 metri al fresco. Sì, ma oltre la montagna, cioè parlo proprio di pianura, parliamo anche di una città di mare. Uno dice è la città di mare, facendo Ok. così puoi farlo, perché durante le ore calde esci dal camper e vai in un luogo fresco col cane, ovviamente, no? Hai capito? Yeah. Nel camper ci stai di sera, con le finestre aperte perché? Perché ci sei tu. Cioè io potrei anche, se la metto all'ombra, farla stare con le finestre aperte, ma questa vede un cane o qualcosa, mi salta fuori. O peggio ancora, può esserci il rischio che ti rubino il cane, capisci? Questa è un'altra, è una grande paura che io ho. È uno dei grandi problemi che uno può avere a fare sta vita qua. Per carità, te li rubano anche a casa volendo, però capisci? È un bel problema. Allora Sì, credo che non abbia molta soluzione, Federico, nel senso no, che no. non c'è una soluzione per una cosa del La genere. Non puoi... soluzione, se che a me ogni tanto piace fantasticare, sognare a occhi aperti, nel senso prevedere un po' il futuro delle cose, no? Con le varie ipotesi. Certo. E io penso che se dovessi fare una vita come quella che sta facendo lui o vuole far lui, farei amicizia con qualcuno che ha un giardino e lì mi accorderei, guarda, durante le ore tot me lo tieni tu. Cioè non credo sia Sì. una cosa difficile, hai capito? O col tuo datore di lavoro, se ha uno spazio, un giardino o quant'altro, hai capito? Cioè le soluzioni possono essere infinite. Certo non bisogna fermarsi alla prima, perché la prima è lasciare il cane da solo quelle 4 ore, perché poi c'è la pausa pranzo e altre 4 ore del lavoro. No, quello non è possibile.
Cioè fa veramente Una cosa- troppo caldo, troppo. Un'altra soluzione potrebbe essere affidarlo a qualche dog sitter, qualche servizio di questi che ti tengono tipo una piccola pensione per cani, quelle 4, 5, 6 ore. Ecco. Credo, ma credo ed evidenzio, credo, nel senso non ne sono sicuro, credo costi molto, credo, non lo so, non lo so. Cioè, Per però quello non ci sono altre ipotesi plausibili, non c'è un'altra soluzione ovviamente. fare amicizia con tutti e trovare qualcuno che ha un giardino e capito, e ti fa il piacere che te lo faccia volentieri, hai capito? Ti tengo il cane, ma sì, te lo tengo io, sta un po' qua da me, no? Hai capito? Cioè, anzi, mi fa anche d'antifurto. Mm. E non è- Va bene, ok. E niente. Dai, è stato un esperimento e speriamo sia andato bene a me e a te, perché io non so cosa è successo qui con la videocamera, perché la vedo un po' strana. Lo chiudiamo Abbiamo così. filmato correttamente, se nel caso non ha filmato da me, possiamo poi vedere il video da te fra 4, 5, 6 mesi, quando è. Porco cane, lo so, sono indietro, indietro, fuori maniera. È che d'altronde con sti lavori full time, vedi, è questo anche che mi sta spingendo a fare questa vita zingara, perché effettivamente lavori 8 ore e già tipo finisci alle 7, non hai più il Certo. tempo di far niente, ma neanche la voglia, hai capito? Quindi è tutto un po' sporre di continuo, dal lavare i piatti a fare i lavoretti a andare a fare tante altre cose, non combini mai niente, quindi anche i video E alla poi fine. il tuo obiettivo era fin dall'inizio con le puntine nel mondo girare col camper per puntinare sulle mappe i vari posti, quindi quello era il tuo obiettivo. Sì, Quando hai fondato il la canale, mia passione, il mio obiettivo è lavorare dal camper. Il mio obiettivo è far siti internet. quello Perché fare le puntine era sì il desiderio iniziale, ma una volta tastato un po' come funzionava nella realtà delle cose, ho visto che non è assolutamente fattibile. Cioè non puoi mantenerti, hai capito? Ma neanche no, non ci mangi neanche. no, social non ti fa. Assolutamente. All'inizio era nata che volevo fare un libretto. Un libretto con ogni pagina, il posto, con la foto, una piccola descrizione, le coordinate GPS, perché quella è una cosa che io ci tengo veramente molto, le coordinate GPS. Io ne ho lette tante di guide, recensioni dei posti, eccetera, poi vado là, non mi capisco mai una mazza, mando a quel paese tutti quanti e vado via, perché non trovi mai le cose, hai capito? E quindi io ho voluto dare la massima importanza a questo discorso, puntine uguale il punto GPS, hai capito, del posto. È una bella idea, cioè, una bella Sì, idea, se fatto bene è utile a tutti, oltretutto. l'ho sempre fatta per i cavoli miei, cioè io le puntine le facevo per me stesso. Usavo un programmino, l'Evernote, non so se lo conosci, io avevo tutto No, lì, con le coordinate GPS, ogni punto, la cascata, il parcheggio, tutto quanto, era per me, privato. Poi ho fatto il sito e il canale YouTube per i video e poi è nata, diciamo, come extra il dietro alle quinte. Infatti i miei video, quelli che hanno la scritta puntata, sono tutte cose in più, che non c'entrano nulla. Cioè sono cose certo, fatte. infatti sì, non sono in tema con il titolo del canale, Sì, però non il c'entra canale, niente con le puntine del mondo, che sono i posti, i il luoghi. canale si è sviluppato, ci può stare, dai, Sì, su. ho visto che piace, allora ho detto, ma sì, dai, ci divertiamo. Cerco di tenermi. Poi se capita che ti sposti, ovviamente una puntinata la fai, però è anche giusto divagare un pochino dal tema del canale ogni tanto. Ecco. Vabbè, sì, la puntinata la faccio sempre, sì, sì. Ho fatto dei posti bellissimi e che accidenti il tempo adesso per montarli, perché se vuoi fare una cosa fatta bene, ci Sì, vuole tempo, sia per le riprese che per la post-produzione, per il montaggio. E voglia. se YouTube in Italia ti consentisse di viverci, ma viverci no, straguadagnarci, c'è giusto mangiare benzina e cane, capisci? Uno lo farebbe come lavoro e darebbe veramente molte più risorse, dedicherebbe molte più risorse, quindi i video sarebbero effettivamente molto più belli e anche interessanti. Quindi io credo che anche a livello culturale, cioè non delle mie cacchiate, ma quando parlo dei posti, se io dovessi farlo come lavoro, andrei lì, parlerei magari col prete della chiesa, gli chiederei un po' la storia, hai capito? Magari chiamerei anche lui, cioè si imbastirebbe una cosa fatta veramente bene, no?
Però non è possibile. Cioè io così, facendolo come hobby, devo fare i video alla cacchio. Parliamoci chiaro, cioè proprio così come vanno, come vengono, hai capito? Poi non sono nemmeno male, metti bene la musica, insomma lo assembli abbastanza bene. È Ecco, io fortuna, cerco di farli, è io fortuna. cerco di farli più a presa diretta, magari assemblo un po' meno, sì, ci metto qualche musichina così, per me sono più a presa diretta e cerco di farli più veloci. I tuoi invece sono dei bei filmini. Ma è solo fortuna, Sì, vabbè, perché... però il risultato è quello, Vabbè. l'importante è il risultato. Bene, dai Yuri, non ti voglio rubare il tuo tempo e grazie per la disponibilità, grazie tantissimo, non ci eravamo mai parlati, quindi è stata una serata di incontro e scontro diretto. Mm, a te? Ma lì la prossima volta combiniamo anche con altri full timer se si può con Skype fare più... secondo me si può, secondo me. Sarebbe molto bello, Eh, secondo me. Viene fuori quei 10-15 minuti di scambio di opinioni e la gente trae da ognuno. sì, tutti che ci parliamo assieme sopra così. Si può fare, si può fare. Fatta, dai. Proviamo, Grazie, proviamo. grazie mille e ci vediamo, ci sentiamo su Facebook, ci scriviamo su Facebook e alla grande. Ok. Ciao mister. Ciao, ciao Ciao. grande, ciao, 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 Ciao. ciao. Boh, Boh, ho filmato. anch'io, credo. Non so cosa viene fuori, guarda, perché ho visto che all'inizio non mi lampeggiava più il LED e quando non lampeggia vuol dire che non filma, quindi boh. Te lo passo Nel io. caso- no, nel caso te lo vedono sul tuo canale, quello che viene viene, sì, non è Ma problema. no, ma te lo passo io. E ti passo il video originale. E tanto io ho qua il mega wifi del comune. Ma come lo passi? Quello lì sarà almeno un giga, un filmato così No, lungo, di no? più. Vabbè, te lo comprimo col coso, come si chiama? Con l'end break. Sono 30 minuti, eh? No. Sì, no, 22. 22 minuti. Sì, ho iniziato dopo. Boh, vabbè, mi sa che ho perso qualche pezzo all'inizio, la perdo. Perché questa qui c'aveva la funzione che dopo 3 minuti si spegne, ma l'avevo levata. Però me l'ha toccata mia figlia, non so cosa ha fatto oggi. Ecco. E quindi, boh, non lo so. Vediamo cosa viene fuori, comunque ci sentiamo eventualmente. Va buono, va buono. Grazie Yuri. Ottimo. Grazie. Al di là Ciao. dei che si fanno là, grazie veramente. A te. Ciao. Ciao 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 ciao.